Prova, prova. Ecco, buonasera a tutti. Abbiamo avuto qualche problema con il microfono. Adesso dovrebbe funzionare. Bene, allora disco Legnaro che prova il tiro, parata dei Vintage di De Lazzari. Intanto ingaggio in zona offensiva di Legnaro, recupera il disco Calore dietro la propria porta, un passaggio lungo che non trova nessuno, quindi disco nelle mani dei giocatori di Legnaro e disco che finisce sulla rete dietro la porta e quindi si ripartirà con un ingaggio offensivo per Padova. Ingaggio vinto da Legnaro. Legnaro in angolo. Come disco combattuto con Calore, sale il giocatore di Legnaro, difeso bene dai giocatori fuori casa. Tiro bloccato da Calore. Disco ancora per i Vintage. Calore dietro la porta, passaggio per il proprio compagno. Intanto Benvenu prova il tiro fuori dallo specchio della porta. Legnaro prova il tiro, parata di De Lazzari. Benvenu porta sul disco, prova il tiro e becca il pattino del difensore di Legnaro. Disco che si ferma dietro la porta e si ripartirà con un ingaggio in zona offensiva. Ingaggio vinto per Legnaro, scarica dietro, riesce a recuperare Vintage. Mattia Mengato prova il tiro che viene fermato da Ranzato, scusate. Intanto Sibilia col disco lascia Mengato portalo su, prova il tiro raso terra, fermato senza problemi da Visentini. Ancora il disco per i Vintage. Disco prova un passaggio lontano, recupera Mengato, scarta un uomo, prova a scartare il portiere e disco che non finisce in porta. Bella azione per Mengato, ottima parata di Visentini. Ingaggio vinto per Legnaro che porta sul disco e finisce senza problemi i gambali di De Lazzari. Ingaggio vinto da i giocatori dei Vintage, recupera Ranzato, il disco finisce davanti alla porta dei Vintage senza problemi, un ottimo tiro sull'incrocio a parte dei giocatori di Legnaro e porta in vantaggio la propria squadra 1-0.
tanto ingaggio a centrocampo vinto dai giocatori di Legnaro, seconda azione molto pericolosa per i giocatori di casa. De Lazzari questa volta si è fatto trovare pronto. Ingaggio in zona difensiva a parte i Vintage Padova, recupera il disco Benvenu, prova a cedere per calore e finisce nelle mani dei giocatori di Legnaro. Tanto disco gestito dai ragazzi di Legnaro. Ancora prova il tiro Benvenu da centrocampo e non trova lo specchio della porta. Tanto Legnaro recupera il disco a centrocampo, prova il tiro dalla balaustra, parato senza problemi da De Lazzari. Disco ancora nelle mani dei giocatori di Legnaro. Bassan col disco, pressato da calore. Bassan porta sul disco, fermato da Benvenu. 2-0 e tiro deviazione da parte di Ponterosso che non finalizza in rete e finisce fuori. Deviazione 2-0, ottima giocata, ottima difesa di Ponterosso che evita un gol quasi assicurato. Intanto 2 minuti per Siviglia. Minuto di pausa. Finisce così il time out e parte con l'ingaggio e il power per i Casalegnaro. Disco recuperato per i Vintage, Benvenu che spara un disco dall'altra parte del campo, quindi recupera Legnaro. Ranzato, passaggio Bassan. Legnaro che fa girare il disco con i 2 uomini alti, tiro di Ranzato dalla lontananza e De Lazzari non è riuscito a far nulla, probabilmente aveva la visuale bloccata. Quindi disco che finisce in rete e Fox portano in vantaggio a 2-0 a 12 minuti e 21 secondi alla fine del primo tempo. Quindi si riparte con un ingaggio a centrocampo. Disco vinto per Padova.
Romanato porta sul disco fermato dal Bello, se non sbaglio, e tiro e finisce in porta, trova la rete Ponterosso che porta quindi il parziale di 2-1. Quindi 2-1, ingaggio a centrocampo, ingaggio vinto per i Vintage, il disco a Ponterosso scarta l'uomo, prova a scartare il secondo, Mangato si ritrova col disco davanti alla porta e non ci pensa due volte, tira e trova la rete. Quindi dopo, devo dire, neanche un minuto i Vintage portano il parziale di 2-2. Sono riusciti a trovare due reti una dietro l'altra molto velocemente, direi. Quindi ancora disco a centrocampo, si riparte con un ingaggio vinto nuovamente per i Vintage. Disco che cerca di ucciderci, esce fuori dal campo. Ingaggio nuovamente a centrocampo, vinto questa volta sempre dai Vintage, calore, scarta l'uomo, però scartare il portiere, bravo Vicentini a scendere in butterfly e fermare il disco. Quindi ingaggio in zona offensiva a parte dei Vintage. Disco vinto da Legnaro che porta sul disco, scarta due uomini, prova il tiro di rovescio fermato da De Lazzari. Un disco che gestisce Legnaro, porta sul disco, si ferma a centrocampo, trova Bassan dall'altra parte, tiro fermato dai pattini dei giocatori dei Vintage. Recuperano intanto i Vintage, passaggio ben per Benvenu, passa per Mengato tira, fermato il tiro senza problemi da Visentini. Ingaggio zona offensiva Vintage, Mengato prova il tiro da distante, fermato senza problemi anche questa volta da Visentini. Disco in angolo, combattuto e arbitro che decide di fermare il gioco. Ingaggio quindi nuovamente in zona offensiva per i Vintage Padova. Disco vinto per i Vintage, Mengato recupera, si ferma dietro la propria porta, trova il passaggio per Romanato, Mengato porta su per Ponterosso viene fermato con un'azione irregolare da parte di Legnaro e quindi saranno 2 minuti per numero 22 Tocchi. E parte così, si riparte dall'ingaggio in zona difensiva di Legnaro con la squadra di casa in inferiorità numerica. Ingaggio vinto da parte dei Vintage, Benvenu, Mengato, Ponterosso e Calore. I Vintage fanno girare il disco, prova il tiro sbagliato da Calore, Mengato recupera per Benvenu per Mengato per Calore,
Calore tira dove la nonna mette la marmellata e quindi Calore porta in vantaggio la propria squadra con un 3-2 dopo pochi secondi di power play. Quindi 3-2 per i Vintage Padova e si riparte con un ingaggio a centrocampo vinto da Legnaro. Legnaro gestisce il disco dietro la propria porta. porta sul disco giocatori di Legnaro. Trova un passaggio non riuscito per il proprio compagno davanti alla porta. Benvenuto porta sul disco. Non trova nessun compagno libero. Cerca Calore che tira e disco fermato da Vesentini. Quindi contemporanea confermato e si procederà con un 4-4 e ingaggio in zona difensiva Legnaro. Ingaggio vinto per Legnaro, visto che Calore trova un tiro dall'ingaggio e non trova lo specchio della porta. Disco intanto che va su per Legnaro con tocchi, viene fermato dai ragazzi dei Vintage. Calore prova un tiro fermato da Bassan di corpo. Intanto Benvenu prova il passaggio per Calore, finisce in angolo. Calore porta indietro il disco. Romanato il passaggio per Benvenu tira da centrocampo, fermato senza problemi da Visentini. Quindi ingaggio difensivo vinto da giocatori fuori casa. Porta sul disco fermato da tocchi di Legnaro, in disco che finisce in balaustra, combattuto tra Calore e Ranzato. Tanto Bassan porta sul disco, tira
rimbalzo davanti alla porta dei Vintage, tanto calore, recupera in velocità, prova a tirare di rovescio sul primo palo. Bravo Vicentini a farsi trovare pronto. Quindi nuovamente ingaggio in zona difensiva Legnaro. Ingaggio vinto dalla squadra di casa. Porta sul disco Gambillari. Trova il passaggio per il proprio compagno. Viene fermato dal difensore dei Vintage. Ancora disco Legnaro. Legnaro pericoloso. Quasi una situazione di 2-1. Intanto recupera Benvenu da solo. Prova un backhand, non viene fermato dal difensore di casa. Ora Gambillara che viene fermato con uno scontro irregolare da parte di Ponterosso. Disco che gestisce Legnaro, che saggiamente toglie il portiere, quindi 5-4. Ancora disco Legnaro. Vintage che provano a recuperare il disco e riescono, quindi l'intento esce così per 2 minuti il giocatore dei Vintage Ponterosso. Sarà 2 minuti di power play per la squadra di casa. Quindi ingaggio in zona offensiva Legnaro, disco vinto dai giocatori fuori casa. Gonzolin prova il passaggio alto, trova Calore che scarta l'ultimo uomo di Legnaro, si trova da solo in angolo. Disco combattuto in angolo. Saggiamente l'arbitro decise di fischiare per fermare il gioco. Si riparte con un ingaggio offensivo Vintage, ingaggio vinto da Legnaro. Calore che prova a pressare. Legnaro porta sul disco, Bassan Ranzato. Ranzato Bassan. Scambio fra i due, ancora passaggio tra gli uomini alti e trova invece le gambe del proprio compagno e quindi disco che finisce in angolo. Azione sprecata per Legnaro, Calore invece che recupera e porta il disco dall'altra parte del campo. Ancora Legnaro che gestisce, prova a tirare i giocatori di Legnaro che trova invece ancora una volta le gambe del difensore dei Vintage. Legnaro porta a centrocampo il disco, tiro dalla distanza e ancora qualche casino davanti alla porta dei Vintage. Ancora 30 secondi alla fine del power play dei padroni di casa. E stavano per partire con l'ingaggio quando il portiere non era pronto, quindi
ingaggio vinto da Mengato. Mengato porta sul disco e scivra con una situazione comunque regolare. Disco gestito dai Vintage con calore che spara per Benvenu davanti alla porta. Ancora Benvenu, passaggio per Mengato davanti porta avversaria e non riesce a concludere l'azione al meglio e il disco viene fermato da Visentini. In frattempo finisce la penalità dei Vintage e si chiuderà con 4-4 uomini in campo.
poi il passaggio centrale, non trova nessuno, prova invece tocchi da centrocampo, un tiro un po' affrettato. Tanto il giocatore di Legnaro che non si ferma, riesce a recuperare il disco, trova anche un'azione personale che non finisce al meglio. Legnaro che con Bassan prova il tiro da centrocampo, finisce fuori dallo specchio della porta. Antonio Sibiglia prova il passaggio per Benvenu, Bassan recupera e gancio con bastone, e quindi 2 minuti per gancio con bastone per e anche 2 minuti probabilmente, se non ho capito male, per comportamento scorretto, suppongo, non so. E quindi 45 secondi dalla fine del primo tempo i giocatori di Vintage giocheranno in power play. Si sta rivedendo la situazione, visto che il giocatore di Legnaro aveva già preso una penalità prima e quindi ha fatto anche il terzo fallo e prenderà 10 minuti di penalità. Tanto si procede con ingaggio vinto da Legnaro e tiro per Canella. Disco fermato comunque da De Lazzari. Ingaggio zona difensiva Vintage, disco vinto da Padova. Ponterosso passa il disco per Mengato che frena a centrocampo, passaggio per Benvenu. Mengato, Benvenu. Allora prova il passaggio per Ponterosso e finisce sui gambali di Visentini. Allora prova il tiro e a un secondo dalla fine del primo tempo segna con uno slap all'incrocio dove la nonna nasconde i biscotti. E quindi a un secondo e 6 alla fine del primo tempo Calore porta in vantaggio la propria squadra con un parziale di 7-2, e dato i 2+2 preso da giocatori di Legnaro si continua con una situazione di power play. Ripartiranno adesso altri 2 minuti e finisce così il primo tempo con un parziale di 7-2, ancora 1 minuto e 59 secondi di power play, giocatori fuori casa. E
10 minuti di pausa, ci vedremo tra poco.
e quindi si ricomincia secondo tempo vintage Legnaro. Prova, ecco, si riparte quindi ingaggio centrocampo vinto dai vintage, ancora 1 minuto e 50 secondi di power play per la squadra fuori casa. Disco che prova Mengato con il tiro che finisce sulle gambe di giocatore de Legnaro. Calore prova il tiro su secondo palo, fermato da Visentini, un altro tiro parato da Visentini. Disco gestito da Calore che passa per Mengato. Mengato prova il tiro al volo, si sa non è una delle sue doti migliori. Mengato con il disco per Benvenu e prova di nuovo un tiro al volo. Ha anche dei difetti questo ragazzo comunque. Mengato Benvenu Mengato, ancora passaggio tra i due. Mengato cerca Ponterosso, invece il disco finisce per Calore, prova il tiro e finisce fuori dallo specchio della porta. Ancora il disco che carambola fuori dal campo. Quindi ancora 26 secondi dalla fine del primo tempo del power play. Ingaggio vinto Legnaro. Disco gestito da Mengato. Ancora 12 secondi dalla fine del power play. Benvenu prova il tiro, fermato da Visentini. Entra intanto l'uomo di Legnaro e quindi 4-4. Benvenu porta sul disco, prova il passaggio per Mengato Sibiglia. Passaggio cross alto per Ponterosso. Ponterosso carica lo slap che finisce fuori dallo specchio della porta. Qualche casino tra Tocchi e Ponterosso, animi che si scaldano. E quindi suppongo una contemporanea, 2 minuti per entrambi. Ancora qualche casino, giuria zona Panca Puniti. Aspettiamo conferme per i minuti di penalità. Aspettiamo ancora la conferma dell'arbitro. Suppongo 2 minuti a testa e
si riparte quindi data la contemporanea con 4 uomini in campo per entrambe le squadre. Il disco vinto da Legnaro. Legnaro che prova con Bassan, tiro fermato con la pinza da parte di De Lazzari. Ingaggio zona difensivo Vintage. Ingaggio vinto da Legnaro. Frizzato dietro per Bassan. Bassan porta sul disco. Portiere no, De Lazzari che dentro la propria porta, suppongo per una spinta di Canella, ma non stavo guardando la partita, quella situazione di campo. E quindi 2 minuti per Canella per ostruzione. E invece 2 minuti finiscono a il giocatore dei Vintage per e quindi parte il power play dei giocatori di casa. Giocatori di Legnaro che si posizionano. Bassan prova il tiro da distanza fermato da De Lazzari. Bravo Mengato per il disco. Legnaro col disco. Provato il tiro distante, intanto battaglia per il disco in angolo. Mengato rinuncia a fare anche uno scatto, ma tanto Canella col disco tira fuori dalla porta, ci arriva lo stesso De Lazzari chiudendo la pinza.
viene sistemato il tabellone e confermata la situazione di 3 contro 3, dato che il gol che è stato fatto non era in superiorità numerica. Quindi ancora 53 secondi da scontare per la penalità Casa Padova, mentre ancora 1 minuto e 10 per la penalità invece dei padroni di casa. Ingaggio centrocampo vinto da Legnaro. Legnaro gestisce il disco, Bassan porta avanti, scarica dietro, troppo forte, tutto calore, prova a scartare il portiere, non riesce nell'intento. Mengato, passaggio per Calore che tira al volo e segna. Calore che va da Mengato e gli dice: così si tirano i tiri al volo. Mengato che cerca complimenti dal commentatore. Si è stupito anche lui che per una volta ha passato un disco. E quindi ancora 3 contro 3, 10-2 vantaggio dei Vintage Padova. Ancora 20 secondi di penalità da scontare. Disco recuperato da Benvenu che prova il passaggio per Calore, recuperato da Gamballara. Scartare il portiere, viene fermato, recupera Canella che tira e segna. Canella che porta il parziale di 3 a 11 minuti e 40 secondi dalla fine. E ancora situazione di 3 contro 3. Secondi da scontare per Vintage 22 invece per la squadra dei padroni di casa. Ingaggio centrocampo, Calore vince l'ingaggio, entra il primo uomo di Padova, ancora 10 secondi di power play per i giocatori ospiti. Mengato, passaggio per Ponterosso perde il disco davanti ai Visentini, non riesce a agganciare il disco, tanto di nuovo tiro al volo di Calore, fermato da Visentini. Si riparte ingaggio, zona difensiva Legnaro, con le squadre al completo. Ingaggio vinto, finisce sui gambali di Visentini e ferma il gioco. Ingaggio vinto e finisce nuovamente sui gambali di Visentini e ferma nuovamente il gioco. Ancora 11 minuti e 10 secondi alla fine del secondo tempo. Disco gestito da Legnaro che porta sul disco a centrocampo, tiro dalla distanza, finisce fuori dallo specchio della porta. Ponterosso che recupera il disco, ottimo intervento dei giocatori di Legnaro che lo riprende.
Ora per Padova. Padova con Romanato col disco andato. Bampi di passaggio per Ponte Rosso con un tap-in, va a spizzare il disco e entra nella porta di Vesentini, parziale di 11-3. Ingaggio vinto da Legnaro, recupera invece con Mengato, frena, scarta del proprio uomo, prova Ramoscio e nel frattempo ha deciso di cambiare portiere, messo in porta Ferretti. Legnaro perde il disco in una zona critica e riesce a trovare il disco, tirare e trovare la rete. E parziale di 12-3 a 9 minuti e 38 secondi dalla fine del secondo tempo. Tanto un po' pausa, asciugare il campo.
passaggio zona difensiva Legnaro, vinto dai padroni di casa. Passaggio recuperato da Bampi per Romana, recupera invece Ponte Rosso. Ancora 7 minuti e secondi alla fine del secondo tempo. Legnaro gestisce dietro la propria porta. Gambillara prova il passaggio, Spagno in zona centrale, non riesce a di Padova, tanto nelle mani di Padova. Romanato distante, fermato dalle gambe di Gambillara. Mengato con il disco, passaggio per Romanato, tiro distante troppo, e poi dallo specchio della si smarca, cerca l'uomo, Romanato con il disco in compressione porta Ponte Rosso a recuperare il disco. Disco, passaggio per Mengato, lascia porta quindi il parziale di 5 minuti dalla e poi viene sprecato e ancora Legnaro, Coranzato che torna dopo Casarini. Gambillara tiene il disco, intanto
ingaggio intanto vinto da Legnaro. Disco per giocatore di campo. Minuti per Bampi. E quindi power play per Legnaro 4-2. Ancora 7. Gamma. Quindi il fa solamente 2. E si gioca un 4-3. Ok. Vabbè, ingaggio vinto da Padova. Mengato scarica in avanti per perdere tempo. Panchina affollata qua. Tanto Legnaro gestisce il disco. Scanzato tira sui parastinchi di Mengato. Bassan tira, parata senza problemi De Lazzari. Prima di Legnaro. Ingaggio e carambola sul giocatore di Legnaro. Benvenuto dalla panca puniti. Passaggio sbagliato di Bassan.
la porta disco recuperato. Ranzolin cerca il passaggio. Trova il ancora 1 minuto e 30 secondi alla fine della partita. Che viene